terrorismo, un albanese residente a Padova accusato di estremismo islamico è stato espulso dall'Italia, era tra gli osservati speciali della Digos. Dopo i disagi di ieri ancora problemi all'aeroporto Marco Polo di Tessera per la nebbia a causa del malfunzionamento del radar di terra aggiustato nel tardo pomeriggio. Ore d'angoscia per la famiglia di Henry Kazim, 19enne scomparso da oltre un mese. Il timore è che il cadavere trovato nelle acque a Mira possa essere il suo, l'esito degli esami la settimana prossima. Terribile scontro tra due auto questa mattina a Sant'Orso, feriti in modo molto grave un padre e il figlio di 6 anni che viaggiava con lui. Un cittadino straniero è stato arrestato dopo aver accoltellato un barista nel tentativo di rapinarlo all'interno del suo locale, è accaduto a Verona. Autonomia, dopo l'ultimatum del governatore Zaia che ha detto o troviamo l'intesa per le 23 materie o non firmo, cresce la preoccupazione delle categorie economiche. Con l'ultima bimba nata ieri salgono a 2000 i neonati venuti al mondo all'ospedale All'Angelo di Mestre. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'allerta terrorismo che rimane sempre elevata, soprattutto in questo periodo di festività, grandi controlli che verranno messi in campo un po' in tutta la regione in occasione degli eventi in programma per il Capodanno. Intanto a Padova un albanese è stato espulso dal nostro paese accusato di estremismo islamico. Un albanese residente a Padova è stato espulso per estremismo islamico. L'attività di prevenzione da rischio attentati delle forze dell'ordine ha portato all'allontanamento immediato dell'albanese, sostenitore di un noto foreign fighter tedesco, attivo su internet con messaggi contro la celebrazione delle festività natalizie antisemiti, nonché seguace di un imam arrestato in Kosovo per terrorismo e istigazione all'odio razziale. Da tempo l'uomo, 33 anni, sposato e con 4 figli, era tra gli osservati speciali della Digos nell'ambito del contrasto e della prevenzione del terrorismo jihadista. Gli elementi raccolti a suo carico sono stati talmente gravi e potenzialmente pericolosi che il prefetto di Padova ha disposto l'espulsione immediata dall'Italia, con il divieto di fare ritorno nell'intera area Schengen per 10 anni. Il provvedimento della prefettura è stato emesso su richiesta del questore di Padova in base al decreto antiterrorismo. Lo stretto controllo a cui era sottoposto aveva permesso anche di appurare come l'uomo espulso da Padova per estremismo islamico fosse impegnato in un'azione di estremizzazione di un altro connazionale, un trentenne in città come richiedente protezione internazionale, il quale attraverso il proprio profilo Facebook aveva condiviso un canto jihadista che esalta la preghiera prima della morte e coloro che combattono per Allah. Nei confronti di quest'ultimo, il questore di Padova ha emesso un decreto di trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio, in attesa del giudizio della commissione territoriale competente per la valutazione della sua posizione. Andiamo a Venezia, dove sono continuati anche questa mattina i disagi all'aeroporto Marco Polo per la nebbia a causa del malfunzionamento di un radar di terra. C'è il serio rischio che i disagi per nebbia di oggi e di ieri al Marco Polo di Tessera possano essere anche quelli delle prossime ore. Ecco cosa si legge infatti pure oggi sul sito dello scalo aeroportuale veneziano. A causa del malfunzionamento del radar di terra, l'operatività dei voli subirà delle forti ripercussioni. Vi preghiamo, si legge ancora, di monitorare lo status del vostro volo ed eventualmente di contattare la compagnia aerea. Anche questa mattina, infatti, il radar di terra era ancora in riparazione, con il risultato che a causa del malfunzionamento dell'apparecchio e con il miglioramento della visibilità soltanto verso mezzogiorno si è potuto atterrare e decollare quasi con regolarità. Ancora molti, infatti, i ritardi e le sospensioni nei voli che dovevano essere recuperati. Ieri, a causa delle mancate informazioni, centinaia le persone di ritorno dalle vacanze o peggio in attesa di partire per festeggiare altrove l'ultimo dell'anno, bloccate allo scalo veneziano, che hanno dovuto fare i conti con i disagi causati appunto dal malfunzionamento del radar. Le conseguenze? Sempre le solite, con i voli cancellati o dirottati verso Treviso e con molta gente costretta a trovare riparo in qualche albergo e svegliata poi alle 4 del mattino per essere riportata in aeroporto in pullman. Si auspica il radar venga riparato al più presto.
E il radar è tornato dalle 17 di oggi pienamente operativo, lo ha comunicato ENAV, sottolineando che tuttavia persistono i limiti all'attività per l'intensa nebbia che grava sullo scalo. Attualmente, spiega ENAV, anche con il radar funzionante le condizioni imposte dagli standard prevedono un'operatività massima di 12 movimenti l'ora contro i 6-7 movimenti possibili in assenza del radar di terra. Restiamo nel veneziano, andiamo però a Mira, dove sono ore di angoscia per la famiglia di Henry Kazim, il 19enne scomparso da oltre un mese. Si teme infatti che il cadavere ritrovato nelle acque del canale di Porto Menai nei giorni scorsi possa essere il suo. L'esito degli esami si avrà solo nei prossimi giorni. Si dovrà attendere tra lunedì o al massimo mercoledì della settimana prossima per sapere con certezza se il corpo ripescato nelle acque di Mira nei giorni scorsi sia quello di Henry Kazim, il 19enne del posto, promessa del rugby, scomparso da casa da fine novembre scorso. Saranno infatti gli esiti dell'autopsia a stabilire la verità sul cadavere trovato nel canale Novissimo, lungo l'argine sinistro di Porto Menai. Forse una distrazione che l'ha fatto scivolare fino a cadere in acqua, forse si tratta del gesto estremo che ha portato alla morte per annegamento. Questa è la certezza dell'autopsia. Altra cosa certa è che al momento sul corpo, sebbene ritrovato in avanzato stato di decomposizione, non ci sono segni tali da far pensare a una violenza subita da parte di qualcuno. Per sapere se si tratta di Henry, come farebbe supporre il risultato antropometrico, si dovrà attendere l'esito delle analisi dei vari vetrini prelevati dal cadavere, con la contemporanea comparazione del DNA dei suoi familiari. La relazione definitiva verrà consegnata ai carabinieri della tenenza di Dolo, incaricati delle indagini, soltanto, come già detto, la prossima settimana. Saranno dunque ancora giorni d'angoscia senza fine prolungata per la sua famiglia, molto conosciuta insieme a lui, molto attivo anche nel campo del volontariato e da tutti definito come uno studente modello. Un bravo ragazzo, no? Tutti quanti dicono che era studioso, che era un bravo ragazzo, insomma anche la famiglia era brava. Violento scontro tra due vetture questa mattina nel Vicentino a Sant'Orso, feriti gravemente un padre e il suo bambino. Sant'Orso, terribile scontro tra due auto questa mattina in via Prati vicino al cimitero, gravi un bambino e il padre, illeso il conducente dell'altro veicolo coinvolto. Un impatto violento quello tra la Ford Fusion guidata da un 38enne moldavo con a bordo il figlio di 6 anni e una Honda FR-V. I vigili del fuoco di Schio immediatamente intervenuti sul posto hanno liberato padre e figlio dalle lamiere dell'auto, mentre i sanitari del 118 li hanno stabilizzati e poi con l'elisoccorso sono stati trasferiti in ospedale. Secondo una prima ricostruzione la causa dello scontro potrebbe essere stata una mancata precedenza. Per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica esatta è intervenuta la polizia stradale. Attimi di tensione a Verona per una tentata rapina ai danni del titolare di un bar. L'esercente di origini cinesi è stato accoltellato da un uomo che nel tentativo di rapinarlo all'interno del locale ha estratto un coltello e lo ha colpito, ferendolo fortunatamente in maniera non grave. Il movimento è poi fuggito, ma poco dopo è stato raggiunto dai carabinieri di Verona che lo hanno arrestato. Il barista invece è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Ed ora il nodo autonomia dopo l'ultimatum del governatore Zaia che ha detto o troviamo l'intesa per tutte e 23 le materie o non firmo l'intesa. Cresce la preoccupazione delle categorie economiche per le continue frenate di alcuni esponenti del governo. Dire oggi che al Veneto si dà di meno vuol dire prendere in giro i veneti, ma non voglio neanche pensare che sia così. Non sarà così e a febbraio, il 15 febbraio, andremo a firmare un progetto in linea con quello che abbiamo chiesto, altrimenti io non firmo, ovvio, no? E i veneti lo sanno già, non vado a firmare progetti anacquati. È chiaro il Presidente del Veneto, o il governo concede le 23 materie chieste o non ci sarà nessuna firma sull'autonomia.
Una presa di posizione ferma che arriva dopo le parole del premier Giuseppe Conte, che durante la conferenza stampa di fine anno a proposito della riforma aveva detto: lo Stato non trasferirà tutte le competenze, i livelli essenziali dei servizi saranno garantiti a tutto il Paese. Dichiarazioni arrivate dopo l'altra frenata del vice premier e leader pentastellato Luigi Di Maio, che aveva parlato di una contrattazione molto lunga, facendo intendere che i tempi dell'iter si sarebbero ulteriormente allungati. Affermazioni che hanno allarmato chi da subito si è schierato a favore dell'autonomia, appoggiando il referendum e auspicando poi un'accelerazione dei lavori. Abbiamo fortemente spinto per questo, abbiamo appoggiato il referendum e ci abbiamo anche messo la faccia in primis per appoggiare. Vediamo che però la politica è sorda, continuano a spostare il paletto, prima doveva essere a fine anno, adesso si parla a febbraio, e vedo di forti dissidi interni tra il ministro Stefani e il ministro per il sviluppo del Sud, e mi sa tanto che la vedo lunga e dura. Noi abbiamo sempre creduto in quello che è l'autonomia, è passato ormai più di un anno da quello che è il referendum, in questo periodo si è, penso, lavorato fra la Regione e il Governo, e penso che ogni tanto ci sia, all'interno del governo chi dice una cosa e chi dice un'altra. Io sono fiducioso, noi siamo fiduciosi, la Regione Veneto ha necessità anche di questo. C'è chi si è rassegnato a veder slittare ulteriormente l'accordo e chi invece crede ancora che si arriverà alla firma dell'intesa, ma su una cosa tutti concordano: l'autonomia è un passo importante per il Veneto e non deve essere vista come un'azione contro le altre regioni. Questo non vuol dire assolutamente essere contro lo Stato, ma bensì è avere una miglior allocazione, una miglior gestione di quelle che possono essere risorse a livello territoriale. E a proposito di risorse, nei giorni scorsi il comune trevigiano di Conegliano aveva annunciato l'intenzione di voler far causa allo Stato per dei fondi previsti ma mai arrivati. Così, per un'amministrazione che nel 2019 inizierà un percorso legale per ottenere i soldi da Roma, un'altra amministrazione ha già la data della prima udienza dove lo Stato comparirà davanti ai giudici. Noi a marzo avremo un'udienza al Tribunale di Venezia, c'è l'Avvocatura dello Stato contro il Comune di Santa Lucia di Piave e il giudice deciderà. Quando un piccolo comune porta lo Stato in tribunale, nell'eterna lotta tra Davide e Golia per i soldi dei cittadini, che possono essere tanti o pochi, ma quello che conta, almeno per il sindaco promotore della causa, è il principio. Siamo partiti nel 2016, grazie all'avvocato Antonini, a chiedere 140.000 euro, che è stato un prelievo del Fondo di Solidarietà, che sono stati sottratti, però la Corte Costituzionale ha dichiarato quella norma anticostituzionale e noi abbiamo fatto un'ingiunzione per averli indietro e adesso siamo in causa davanti a un tribunale amministrativo, visto che lo Stato quando prende quando vuole, ma indietro non ti dà mica niente. Più di 2 anni per arrivare alla prima udienza in un percorso che anche Conegliano ha deciso di intraprendere per importi decisamente più elevati. Sindaci convinti del verdetto a loro favore. D'altronde la norma è molto chiara, è anticostituzionale e anche retroattiva, quei soldi che quell'anno lì, riguardo al 2014, ci sono stati sottratti e noi li rivogliamo indietro, sono 141.000 euro. Più gli interessi, sottolinea il sindaco, perché i soldi versati dalle comunità devono tornare alle comunità. Lo Stato tratta i comuni come degli schiavi, non rispetta la Costituzione che dice chiaramente che ai comuni e agli enti locali devono essere attribuite risorse certe e autonome. Chomsky ne ha per tutti gli amministratori romani, per il governo passato ma anche per quello attuale. Anche l'ultima finanziaria, ci sono 800 milioni che vanno ai comuni sotto i 20.000 abitanti, però sono delle elemosine, a noi toccherebbero 70.000 euro da quello che ho visto scritto, vediamo se poi risulta vero, ma sono elemosine, non c'è il cambio di rotta, l'attribuzione e il rispetto della Costituzione, per cui noi siamo in guerra con lo Stato, è tanto che lo dico, però sono i fatti che mi portano a essere in guerra. Ad appena 3 giorni dall'avvio della fatturazione elettronica sono ancora molte le imprese padovane che non si sono adeguate. L'allarme dall'osservatorio della Confesercenti. Il conto alla rovescia è quasi terminato per l'avvio dell'obbligo di emissione della fatturazione elettronica da parte dei titolari di partita IVA, eccetto piccole imprese in regime forfettario, piccoli agricoltori e operatori sanitari. Più che giorni mancano ore, ma secondo l'osservatorio della Confesercenti in provincia di Padova la situazione è tutt'altro che rassicurante.
c'è un primo problema: a 2 giorni dall'entrata in vigore il 42% non è ancora attrezzato. Abbiamo delle punte, diciamo, chi è più attrezzato, dei comparti sono più attrezzati come quelli delle auto. Le auto ormai raggiungono livelli del 78% sono pronti, diciamo, mentre pubblici esercizi, ristorazione eccetera siamo intorno al 25-30%. Nel dettaglio chi è messo peggio, secondo l'osservatorio della Confesercenti, è il commercio a dettaglio. Il 75% non è ancora pronto, oppure ancora gli alberghi e i pubblici esercizi, dove la percentuale scende ad un comunque altissimo 67%. Siamo riusciti a ottenere anche una non penalizzazione, almeno per 6 mesi, quindi non si pagheranno delle sanzioni in questi primi 6 mesi fino al 30 giugno, però poi anche le sanzioni partono, quindi bisogna in qualche modo in questi pochi giorni adeguarsi. Non so, ha concluso Rossi, se l'obiettivo del Ministero delle Finanze di costruire una banca dati di tutti i movimenti fiscali del Paese sarà raggiunto a breve, ma in attesa dei dichiarati vantaggi ministeriali seguenti all'introduzione della fatturazione elettronica, tutte le piccole imprese si sentono ancora una volta tartassate e colpite con ulteriori costi ed oneri burocratici. Nascite record all'ospedale all'Angelo di Mestre, con 2 piccoli venuti al mondo in queste ore si è toccato quota 2000 nuovi nati. Santa baby, slip a staple under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the tree. Buongiorno signora, buongiorno. Congratulazioni da parte di tutti noi della pediatria, del Dipartimento Materno-Infantile, dell'ostetricia e della ginecologia, a voi e alla vostra famiglia. Grazie mille anche a voi. È nata ed è già la bimba dei record. Ve la presentiamo, lei è Maria, Mariam, la 2000ª vita che ha visto la luce qui all'ospedale all'Angelo. La piccola pesa poco più di 2,5 kg e gode di ottima salute insieme alla giovane mamma 21enne Maisha, di nazionalità bengalese, come il marito di 32 anni, che nell'assistere alla nascita della sua primogenita ha pianto di gioia. Lei adesso è tranquilla, sente tutto quanto. Siamo felici qua e tutto quanto. E soprattutto felici di dove c'è i buoni dottori. E con Maria ecco il piccolo Elia, 3,15 kg, nato subito dopo. Con lui l'ospedale di Mestre ha aperto il traguardo delle 3.000 nascite, per la gioia del papà Giovanni Capostagno e naturalmente della mamma, ostetrica nella stessa struttura. Ho partorito stanotte, è andato tutto bene, un po' sapevo quello che mi aspettava perché lavorando qua insomma so. Però è stata comunque un'emozione fortissima, è una cosa indescrivibile, siamo proprio felici. L'ospedale dell'Angelo è tra i poli d'eccellenza nella sanità veneta, con l'importante reparto di terapia intensiva neonatale. E poi entriamo in gioco noi, che se possibile conosciamo le mamme anche prima della nascita, accogliamo i bambini e un lavoro preziosissimo lo fanno le infermiere e le puericultrici del nido, che le accompagnano insieme all'altro personale all'allattare il proprio bambino e a diventare mamme, soprattutto le mamme che lo sono per la prima volta. E subito dopo le nostre interviste sono nati altri bimbi. Siamo già al 2005, ci rende molto soddisfatti di questo risultato, che è un risultato di una crescita che l'ospedale all'Angelo sta facendo soprattutto in questi ultimi anni. Questo è chiaramente motivo di soddisfazione per me, ma soprattutto è motivo di soddisfazione che voglio assolutamente condividere con i miei collaboratori. È il momento di fermarci per pochi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Venezia, dove sono state presentate le 2 nuove idroambulanze in servizio al pronto soccorso dell'ospedale. Investimento da 470.000 euro per le 2 nuove idroambulanze per il pronto soccorso del Civile di Venezia. L'acquisto dei 2 motoscafi è avvenuto sulla base di un programma nazionale che ha visto la partnership della Regione del Veneto. L'investimento sull'innovazione e le tecnologie insomma è un investimento continuo, 70 milioni l'anno vengono destinati quindi alle nuove tecnologie, all'impiantistica e tutto il resto, e va nella direzione anche di sostegno e supporto a chi ha delle caratteristiche ben particolari e ben specifici.
Come ha sottolineato il direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben, i 2 nuovi mezzi consentiranno di mantenere l'attuale parco di 7 idroambulanze, dismettendo così le 2 più vecchie. Considerevole l'impegno dei soccorsi in laguna. Nel 2017, delle circa 81.000 missioni di soccorso effettuate dall'ULSS 3, oltre 22.000 si sono svolte via acqua, tra Venezia, Lido e il Cavallino. Siamo allo sport, calcio, prima conferenza stampa del nuovo allenatore del Padova, l'ex Pierpaolo Bisoli. Io quando mi ha chiamato il direttore era a giocare a tennis, ho detto datemi il tempo di fare la doccia, di venire, e ho accettato con entusiasmo. Non ho messo nessuna condizione. Poche cose sono paragonabili alle montagne russe quanto le carriere degli allenatori di calcio. 6 maggio Pierpaolo Bisoli, osannato dai tifosi, entra trionfalmente in Piazza delle Erbe con la squadra che ha appena portato in Serie B. 6 novembre, con una sola vittoria e 5 sconfitte in 11 giornate di campionato, Pierpaolo Bisoli viene esonerato e sostituito da Claudio Foscarini. 28 dicembre, dopo 5 sconfitte consecutive e l'ultimo posto in classifica, il Padova esonera anche Claudio Foscarini, che cede il posto nuovamente a Bisoli. Mi ha detto saresti pronto a venire alle 2:30, ho detto alle 2:30 no perché non ho l'elicottero, però alle 4 sì, se sporto in allenamento vengo a fare l'allenamento e vengo qui. La mia missione adesso, mi sono messo in testa che in questi 3 mesi dovrò cercare di portare il primo obiettivo, ho detto, nei play-out il Padova, se siamo bravissimi, cioè un miracolo, fuori. Questa è la missione che mi sono posto e la farò con tutte le mie forze. Forze che serviranno subito a partire dall'imminente sfida toscana col pericolante Livorno. Bisoli vuole dimenticare le polemiche e le incomprensioni che precedettero il suo esonero, anzi smentisce qualsiasi screzio coi giocatori. Su una cosa però non volta pagina, perché tatticamente la squadra la vuole riprendere esattamente da dove l'aveva lasciata, dalle partite con Spezia, Perugia e Cittadella. Io quint'ultimo era un punto dalla salvezza. Non voglio accusare Claudio, ho detto perché ha fatto un bel lavoro, è stato anche sfortunato come me qualche partita, ne ho viste solo una io di partite, quindi questo, però se sono tornato a me, quello che è stato non mi interessa niente, quindi io avevo trovato la quadratura, e la quadratura secondo me in questo momento era il 4-4-1-1, 4-4-2-3-1, chiamatelo come volete, con le situazioni che avevamo provato. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento per il 31 dicembre a partire dalle 21:15, dopo il discorso del Capo dello Stato Mattarella. Su Antenna 3 andrà in onda il messaggio di fine anno del governatore Luca Zaia. Sarà l'occasione, aveva anticipato ai nostri microfoni il governatore, per fare gli auguri ai veneti, per ringraziarli della vicinanza ma anche delle critiche. Sarà poi l'occasione per un bilancio di questo 2018 che ha visto la Regione impegnata su vari fronti, dall'impegno per l'autonomia agli interventi per il maltempo di fine ottobre, per tracciare quelle che saranno le linee del 2019. Appuntamento dunque il 31 dicembre a partire dalle 21:15 su Antenna 3. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Il tempo sarà sostanzialmente stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure, specie su quelle sud-occidentali, spesso fitte e anche persistenti per tutto l'arco della giornata. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà più soleggiato sui restanti settori. Temperature minime tra -1 e 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 7 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà a tratti grigio a causa della presenza di nebbie, specie al mattino, sui settori montuosi, ma in rapido dissolvimento. Sarà decisamente più soleggiato invece altrove, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra -4 e 4 gradi.
Le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.